Catania bella, Catania bellissima, Catania però purtroppo enormemente ferita. Il nostro Sicilia 24 Focus vi mostra Catania ferita, così. Paghiamo le bollette, vogliamo i nostri diritti, siamo abbandonati, bastardi, bastardi. C'è Ottavio Longo che ha curato questa nostra copertina, davvero troppo e tutto insieme, davvero troppo da sostenere anche per la persona che diciamo nei confronti della quale si appigliano le speranze di tutti, no? Perché è al sindaco che si rivolgono le speranze di una città, come se il sindaco potesse e dovesse risolvere sempre tutto, e a volte purtroppo non può essere così. Benvenuto al sindaco di Catania Enrico Trantino. Buon pomeriggio. Sindaco, immagini dolorose in primis per lei, che certamente nella sua azione amministrativa della città e di cura della città e di amore della città deve necessariamente mettere una scala di priorità. Cosa ci sta in testa in questo momento? Chiedo scusa. Lo capisco, no? È umano questo momento di silenzio, è molto umano perché è molto difficile. No, la verità è che c'è tanta frustrazione. Perché poi, come dicevamo, è chiaro che il sindaco viene individuato come colui il quale dovrebbe dare risposte. E certe volte le risposte, quando non ci sono, è doloroso riuscire a dire qualcosa di sensato. No, ok, reagiamo, cerchiamo di essere propositivi. Assolutamente. Allora, si è scatenato quello che tutti hanno potuto constatare, una combinazione maledetta fra incendio, disattivazione di energia elettrica, sì, incendio, mancanza di acqua. Quali sono le cause? Non sempre le abbiamo potuto ancora individuare. Per quanto riguarda l'aeroporto c'è un'indagine in corso, per quanto riguarda l'Enel invece le cause stanno emergendo. Ma quel che più amareggia è che non si tratta di cause che non erano state previste. Erano cause che già facevano parte di un preciso protocollo operativo dell'Enel che individuava nel possibile scioglimento dei giunti per effetto dell'aumento delle temperature la causa di questi disservizi che oggi stiamo constatando. Ci saremmo attesi, proprio in ragione della conoscenza del fenomeno, che intervenissero con più tempestività. E invece purtroppo questo non è accaduto. Parlo chiaramente a livello di gestione non periferica ma centralizzata. Perché poi per quanto riguarda la gestione periferica dei guasti, là non mi posso lamentare di nessuno, perché tutti i tecnici che sono intervenuti stanno lavorando 24 ore su 24 in condizioni molto difficili. Però questa può essere un'attenuante, non una giustificazione, rispetto a una condizione che sta fortemente provando la nostra cittadinanza. Adesso i disservizi riguardano 3-4 mila cittadini rispetto ai 30.000 che abbiamo toccato di picco. Se uno volesse vedere il bicchiere mezzo pieno potrebbe dire, beh, in fondo si tratta solo del 10%. No. Ma io penso e mi metto nella pelle di ciascuno di questi 3-4 mila, ed è una condizione intollerabile, non più sostenibile. Mi hanno detto, perché poi i problemi principali si stanno registrando a Stradale Cravone, a San Giorgio e a San Nullo Bassa, mi dicono che dovrebbero risolvere tutto entro il tardo pomeriggio. Però non è neanche corretto che la gente viva con questo punto interrogativo sulle spalle, punto interrogativo che poi significa incapacità nel comprendere quando potrà tornare alle proprie occupazioni, quando potrà risalire le scale, parlo delle persone più fragili che abitano ai piani alti, quando potrà tornare a vivere una condizione di normalità, quella condizione di normalità che ciascuno di noi pretende di vivere nel momento in cui poi in bolletta paga 80 euro di costi fissi per la manutenzione della rete. Questo sul problema Enel.
poi dovremmo spostarci un pochettino, andare all'aeroporto, ma in questo momento magari i catanesi sono meno interessati al problema dell'aeroporto se non quelli che l'hanno vissuto sulla propria pelle. Ma anche qui non so se voi vogliate chiedere un approfondimento, io magari in questo momento forse non è il caso, concentriamoci semplicemente su questo tema. Io sindaco infatti le ho chiesto qual è la priorità, no? Perché è chiaro che abbiamo visto il problema dell'aeroporto nelle immagini, abbiamo visto l'acqua, la luce, abbiamo visto alcune persone che si sono rifocillate alle ciminiere. Noi ieri siamo stati proprio nel centro delle ciminiere dove c'è grande volontà, no? Da parte di chi lo gestisce, di chi aiuta, di dare una mano. Ecco, in questo momento forse la frustrazione deriva dal fatto che più che dare una mano, che tendere una mano è difficile fare, no? Assolutamente. Alle ciminiere sta accadendo, tutte le persone vengono assistite, rifocillate, stanno in un ambiente fresco, però purtroppo appunto il problema potrebbe riproporsi, perché se le temperature si ritroveranno a salire come è immaginabile che possa essere ad agosto, magari noi ci ritroviamo nelle stesse condizioni, no? Noi chiaramente ci siamo adoperati come comune per fare tutto quel che era nelle nostre competenze, nelle nostre prerogative. Abbiamo chiesto che venissero tenute aperte le ciminiere, come diceva lei, ambienti refrigerati con somministrazione di pasti e bevande, perché in tutto questo poi le note positive ci sono. No, ma infatti, una rete di volontariato meravigliosa, assolutamente. persone che si prodigano per dare aiuto. Credo che sia confermato, non ho chiesto notizie prima di venire, oggi pomeriggio passerà alle ciminiere anche Malika Yan, proprio per dare un contributo con una presenza rispetto a un momento di testimonianza, di partecipazione attiva, di solidarietà alla popolazione stremata. Ma non è che la popolazione stremata si accontenta di quel che in questo momento sta dicendo il sindaco. Vuole delle risposte, vuole soprattutto, più che delle risposte, vuole tornare alla normalità, non chiede straordinarietà, vuole tornare alla normalità. Le posso leggere una cosa, sindaco? Certo. Mi metto gli occhiali, ho un'età e devo guardare con gli occhiali. Un abbraccio e un messaggio di solidarietà al sindaco, gli siamo vicini, la forza di Catania e la sua indomabile capacità di risollevarsi. Ecco, perché credo che i messaggi, no, in realtà si in qualche modo inquadrano nella giusta via quando il cittadino comprende che non c'è una responsabilità precisa, ma che c'è comunque una volontà di aiutare. Ci sono invece dei cittadini, sindaco, che non lanciano strali contro l'amministrazione, ma lanciano strali certamente contro l'Enel, perché in questo momento, diciamo, viene identificato come il problema, che si sentono però trascurati, e io glieli voglio fare vedere nel servizio realizzato oggi dalla collega Emanuela Corsi. Ecco qua. Siamo senza acqua. Naturalmente niente acqua va da bere, a parte questo tutto, per lavarci, per tenere le cose un po' fresche, siamo esattamente stile profughi. Profughi è il termine utilizzato da questa residente di via P3 nel quartiere catanese di Montepò, dove centinaia di persone da domenica scorsa vivono senza luce. Qualcuno per alcune ore è rimasto anche senza acqua. Abbiamo telefonato all'Enel. E non hanno detto ora gliela mandiamo, ma niente. Io sono andata a prendere le bottigliette alla fontanella per farmi la doccia. Le temperature torride dei giorni scorsi hanno reso tutto più complicato. Questa è la prima notte che siamo riusciti a riposare, ci dicono. Oggi ci sono state temperature stanotte un po' migliori, ma sappiamo che abbiamo avuto 50 gradi, 2 bambini, a terra, non dormire. Sono tanti gli anziani che vivono in questo quartiere. Molti sono al quarto piano di questi palazzi. Senza citofoni né campanelli, si teme per la loro salute. Non funziona la luce. Possibilmente saranno anche morti a casa qualcuno. E nessuno sa niente, nessuno che si è degnato di informarsi di queste povere persone. Tanti anziani non vogliono lasciare le proprie abitazioni. Questa signora viene tutti i giorni da Acicatena per assistere la madre. Vengo tutti i giorni qui da mia mamma che ha 80 anni perché sono preoccupata, perché ha da domenica che è senza luce, giustamente non c'ha niente né frigo completamente perché non si può tenere niente. A nulla valgono le segnalazioni all'Enel. Nessuno dà risposte e interviene. La disperazione è tanta. E ancora oggi, chiamando l'Enel, chiamando qualcuno, dice che non risulta neanche che c'è un guasto. È un quartiere purtroppo questo dimenticato. La situazione è gravissima. Guardi, io a questo punto devo solamente pensare che ci vogliono fare morire.
Ecco, questo è lo specchio di quello che abbiamo raccolto oggi a Montepo, però a onor del vero riceviamo una nota. Io premetto che mi sono preoccupata di invitare, ovviamente è distribuzione, ma non ho ricevuto risposta. Prima che lei arrivasse, sindaco, è uscita questa nota nelle agenzie, l'azienda ha ulteriormente rafforzato la propria task force nell'area di Catania grazie all'arrivo di 150 risorse, portando a un totale di 600 tecnici che stanno operando ininterrottamente sul territorio per le rialimentazioni di emergenza. Parliamo quindi di luoghi come gli ospedali, come i luoghi dove c'è emergenza. Distribuzione ha mobilitato 100 gruppi elettrogeni, 20 dei quali sono stati portati sul territorio regionale. Parliamo ovviamente della regione. 8 power station, 2 cavi attrezzo. Sono stati aperti 70 cantieri. Insomma, il senso di questo messaggio è che c'è un rafforzamento, quindi c'era una diminuzione, c'era una carenza di organico, oltre a dei problemi nella rete. Non so se vi fosse una carenza di organico, la verità è che c'è stata un'eccezionalità delle condizioni che si sono manifestate, che probabilmente hanno dovuto obbligare Enel ad attirare ulteriore organico. Ma siamo sempre lì, si trattava di un qualcosa che avevano già previsto. In questo piano del 2022 loro dicevano espressamente che per effetto di un rialzo delle temperature e dell'inaridimento del terreno, che provoca pertanto una mancata dispersione della forza di assorbimento, così come al nord per effetto delle tempeste di neve o del freddo, si doveva intervenire, e c'è un piano di interventi che io sto studiando per vedere se effettivamente sia stato rispettato, perché poi, se vogliamo parlare anche di quel che sta accadendo, da un lato è vero che c'è un indennizzo automatico a chi abbia subito il distacco dell'energia per più di 8 ore, ma dall'altro è vero che non ci si può accontentare del solo indennizzo. Nel momento in cui dovessero maturare ipotesi di responsabilità, è chiaro che a questo punto il tipo di riflessione giuridica cambia e si può anche individuare una class action che tutti i cittadini potranno eventualmente rivolgere all'Enel, perché questi giorni di forte sofferenza, di forte frustrazione, nessuno più li restituirà, e sono giornate che hanno inciso su una condizione di serenità che sostanzialmente si è tradotta in un'estate che comunque vorrà essere dimenticata. Comunque andrà poi il prosieguo. Ecco, questo è molto importante quello che lei ha detto, sindaco, perché è chiaro, lei è il sindaco ma è anche un avvocato e quindi può dare ai cittadini anche dei canali, no? Far capire quelli che sono i diritti dei cittadini. L'idea di potersi abbinare, entrare in una class action, significa poter fare insieme, tutti insieme, grazie spesso alle associazioni dei consumatori, è vero sindaco, un'azione legale per qualcosa che sia oltre il mero risarcimento riservato a chi non ha la corrente elettrica per più di 8 ore, perché se ce l'hai per 7 ore e 56 il problema c'è lo stesso, è certo, così. Quindi, è così. Ecco, e poi in ogni caso non sarebbe un risarcimento ma un indennizzo, credo che sostanzialmente abbuonino 300 ore in tutto, ma il danno è ben maggiore. Ecco, noi a questo punto ci fermiamo solo per un attimo, perché poi vorrei capire, a proposito di questo, che cosa significa la parola piano d'emergenza, non dico solo in questa città, ma in generale, no? Il classico piano B o il piano d'emergenza che probabilmente andrebbe studiato per tutti i settori del nostro vivere. Torniamo tra un attimo. Sicilia 24 Focus, siamo tornati in studio con il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ma in collegamento lo riceviamo subito, sindaco, un altro sindaco dell'area metropolitana della città di Catania, anche lui certamente frontman e non ha niente a che vedere la parola ovviamente con i gruppi musicali, quanto piuttosto con... Sindaco di trincea. Ecco, come sindaco di trincea, Marco Corsaro, sindaco di Mister Bianco, di lui si parla in questi giorni per una denuncia nei confronti di distribuzione. Buon pomeriggio sindaco. Salve a voi, saluto anche l'amico e il sindaco Trantino, con il quale mi leggo un rapporto di stima e di amicizia particolarmente. Allora sì, sicuramente vi volete bene, in questo momento siete uniti comunque dalla stessa sensazione, immagino, di frustrazione, no? Perché anche il sindaco Corsaro ha agito tantissimo, un po' come il sindaco Trantino,
in giro con lo scooter per quartieri a trovare la gente che rimaneva sbalordita, come dire, insomma, ma veramente il sindaco è qua, perché una parola a volte di vicinanza è importante, è segnale di interesse. Sindaco Corsaro, diceva Trantino durante la pubblicità, sicuramente per voi piccoli centri siete riusciti in qualche modo, no, a fare il punto sulla situazione, della vostra situazione in tempi rapidi. Qual è la situazione attuale? Intanto buonasera a tutti, dico l'emergenza caldo e quindi l'emergenza energetica di fatto purtroppo ha lasciato un sacco di comuni siciliani, a partire da Mister Bianco, in balia di gravissimi disagi sulle forniture di base, Enel e acqua. Da una parte abbiamo registrato, ma questo è diciamo, un sentimento comune, una grande azione da parte del sistema delle protezioni civili del territorio, l'associazionismo, il volontariato, che hanno davvero, come sempre, come ogni volta ringrazio tutte le associazioni del territorio, chiaramente di Mister Bianco, hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. Dall'altra parte abbiamo riscontrato i sindaci un sistema e distribuzione che è totalmente inadeguato, perché qui ci siamo ritrovati noi sindaci in frontiera a dover rispondere alle telefonate che non rispondeva il call center di distribuzione. Ecco, Corsaro, solo un attimo, Corsaro, un attimo solo, mi risponda a questa domanda. Lei ritrova una differenza per quanto riguarda già le strutture di distribuzione rispetto al grande centro, rispetto a Catania, cioè a Mister Bianco la situazione da un punto di vista della distribuzione è messa peggio? Ma guardi, mentre noi stiamo parlando i cittadini mi continuano a messaggiare perché c'è un attacca e stacca di questi contatori o di questi, diciamo, generatori o di queste cabine di media tensione, di bassa tensione, che di fatto stanno facendo davvero esasperare gli animi dei cittadini. Proprio mentre noi parliamo ho ricevuto il messaggio della segreteria della nostra amministrazione, ufficio di gabinetto, che c'è una persona assai arrabbiata che sta venendo al comune per malmenarci. Cioè, dico, ragazzi, qui il problema è uno. Noi siamo in frontiera, così come il sindaco Trantino, tutti i sindaci siamo disponibili, prendiamo il telefono, andiamo verso le case, giriamo coi motorini, cioè, la notte usciamo per cercare di accompagnare questi bravi ragazzi, questi operatori che stanno cercando in tutti i modi di ripristinare i grossissimi guasti, ma è impensabile che la distribuzione non risponda al telefono per dire caro cittadino, cara cittadina, guarda che ti risolveremo il problema tra un'ora, tra 2 ore, tra 10 ore, o se rispondono in maniera sbilenca e assolutamente non veritiera. Ok, allora il problema, Corsaro, il problema è il riferimento è distribuzione. Da parte dei primi cittadini e delle amministrazioni l'attività di conforto, di assistenza, di questo, ok? Consentimi, sì. Scusami se ti interrompo. Col sindaco Trantino, che ringrazio, abbiamo avuto un incontro formale presso la prefettura dove c'era anche il ministro, c'era la governance di distribuzione, avevano preso un impegno e Trantino lo sa. Eravamo insieme, l'abbiamo ascoltato, siamo stati, diciamo, coesi e anche assai garbati, perché voglio dire, non abbiamo mai avuto parole scomposte nei confronti di un'azione sicuramente non ricettiva delle istanze dei consumatori, che non è un problema nostro. Già ne abbiamo tanti problemi nella gestione dei comuni, ci stiamo caricando un problema che non è nostro. Detto questo, siamo stati garbatissimi, in prima linea Trantino, che ringrazio. Cosa si era detto? Si era detto che loro dovevano uscire un bollettino. Siamo a Catania, risolveremo il problema di Picanello fra 10 ore. E questo non è mai successo. Non lo hanno fatto. Un attimo, Corsaro, facciamo parlare il sindaco Trantino. È uscito per la prima volta ieri sera, dopo l'ennesima mia esortazione, perché purtroppo non ho poteri giuridici per diffidare, ma dopo l'ennesima mia implorazione alla presenza del prefetto, l'Enel finalmente ha capito che, secondo un preciso obbligo giuridico che loro hanno assunto in quel piano di resilienza di cui parlavo prima, loro devono dare risposte all'utenza e devono pertanto uscire con periodici comunicati con cui, come diceva il sindaco Corsaro, devono spiegare qual è il punto della situazione e quando si può risolvere, perché quel che genera ansia, quel che genera tensione, quel che drammatizza gli eventi è l'incertezza. Io credo che se un utente dovesse essere messo nella condizione di sapere
la luce tornerà alle 17:30, pazienza, vivrà male, ma già avrà una risposta. Invece il vivere nel limbo, nell'assoluta aleatorietà della propria vita, che crea questa condizione di malessere. E questo credo che sia, insomma, condivisibile. Non c'è ancora stato fino a ieri sera, è giusto? Mi sembra di aver capito. Quindi, ma questo bollettino è, diciamo, qualcosa che leggete voi sindaci o è qualcosa che va direttamente all'utente? No, il paradosso, perché noi dobbiamo essere chiari. Il paradosso è che la risposta che mi è stata data all'ennesima mia sollecitazione: sindaco, l'abbiamo pubblicato sul nostro sito perché noi per policy interna non facciamo comunicati ufficiali. Però se non c'è la luce il sito non mi sa devono che... cambiare, la policy la devono cambiare. Beh, Non è impensabile che i sindaci rischiamo il linciaggio non appena usciamo da casa per motivi non legati alla nostra gestione. Inoltre c'è un problema che è emerso. Corsaro, brevissimo, l'abbiamo visto tutti. Sì. L'abbiamo visto tutto. Emerge il problema delle reti inadeguate. Allora noi chiediamo immediatamente dopo la ristabilizzazione dell'emergenza un confronto serio con le società di distribuzione dell'energia elettrica, col governo, quindi la governance di distribuzione, chi che sia, e i comuni, per ristabilire le reti in maniera adeguata, perché il caldo tornerà, ci sarà. Esattamente, grazie. E poi chiedo scusa e chiudo, una, diciamo, trasparenza assoluta, perché sappiamo che c'è l'ARERA, sappiamo che c'è tutto, la norma che tutela il consumatore, ma devono dire cosa e come daranno ristoro ai soggetti fisici e giuridici, perché i danni sono tanti. Tutti i cittadini hanno gettato frigoriferi, gli alimenti, le medicine. Benissimo. Va bene che sulle medicine c'era una copertura a parte delle farmacie. Della norma per le farmacie, però non va bene, devono dire chiaramente il ristoro che daranno a soggetti fisici e giuridici. Grazie Marco Corsaro, efficacissimo come sempre. Buon lavoro a Mister Bianco. Arrivederci. Allora, torniamo su questo punto, Sindaco, vediamo se riusciamo a completare. Ma io un giorno pubblicherei la chat dei sindaci della città metropolitana, più che altro per far vedere il grado di sensibilità, ma nello stesso tempo anche di amarezza che ciascuno di noi provava nel provare a risolvere i problemi non dell'elettorato, ma della gente, della propria comunità, della propria cittadinanza. Gente che invocava aiuto, gente che diceva: vi prego, fate qualcosa perché qui c'è questo, qui c'è quest'altro. Ecco perché ho detto sindaci di trincea, non è certamente una definizione originale, però è veramente difficile dare risposte quando la gente poi, un sindaco non dà risposte. Ecco, ricordo sempre che una persona che stimo molto, un docente avanti con gli anni di Carlentino, una volta mi disse che nel suo paese se uno vuole augurare il male a un altro gli dice: devi diventare sindaco. Oggi sto capendo perché. Allora, Sindaco, sì, questo è assolutamente vero, perché nelle emergenze purtroppo vengono fuori questi problemi. Naturalmente i nostri telespettatori ci continuano a scrivere, ciascuno segnala delle emergenze in diverse zone della città, qualcuno fa riferimento al fatto che esistono gli allacci abusivi, che esistono persone che continuano ad accendere 4-5 climatizzatori in casa, e questo, diciamo, è un fatto che afferisce alla sensibilizzazione, no? Che si dovrebbe porgere nei confronti della gente, perché ognuno pensa: io ce li ho, pago, ho i miei 3 kg, ho fatto 4,5, quello che è, e voglio star fresco. Ma certo, quella degli allacci abusivi purtroppo è un'altra parentesi che meriterebbe probabilmente un'altra trasmissione. Sindaco, noi abbiamo oggi nel nostro telegiornale mandato in onda proprio un servizio che è relativo, abbiamo una talpa, alla vostra chat dei sindaci, e quindi chi volesse seguire le nostre edizioni del telegiornale della sera potrà rivedere il servizio ben fatto dal collega Luca Ciliberti, e da lì si evince proprio questo sentimento comune. Senta, a proposito delle parole che hanno un peso, noi sappiamo che è stato emanato stato di crisi dalla regione siciliana. Questo certamente è, come dire, qualcosa, ma non può essere tutto. Si attende la possibilità di uno stato di emergenza dal governo, e quindi credo che per questo, insomma, la procedura ci porterà ad aspettare ancora un po'. Sì, Lei però quello che posso dire è che ho parlato col vice ministro Leo qualche minuto prima di arrivare in trasmissione, il vice ministro delle finanze, che mi ha detto che certamente slitteranno gli obblighi giuridici e quindi tributari che scadono il 31 luglio. Per la Sicilia ci sarà un mese di proroga probabilmente, così come stanno cercando di intervenire con altre soluzioni che in qualche modo possono alleviare le sofferenze che già sono state patite. Dopodiché si aspetta che il governo si pronunci sullo stato di emergenza
ma vorrei anche però che focalizzassimo un punto. Quel che ci ha insegnato questa esperienza è che alla fine, rispetto a una strategia di grosso intervento consentitaci dalla Comunità Europea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noi abbiamo individuato degli strumenti sulla transizione green, inclusione sociale, sulla rigenerazione urbana, per cercare di rendere migliori le nostre città a lungo termine. Però se non ci consentono di gestire l'immediatezza, a me interessa poco immaginare come potrà essere la Catania del 2050 se io non sono certo di arrivare a quella del 2030. Assolutamente. E allora io vorrei che capissero che abbiamo bisogno di ordinarietà, abbiamo bisogno di personale, abbiamo bisogno di mezzi. È inutile che noi facciamo la città più bella del mondo se poi rimango con 204 vigili urbani che non mi possono consentire il controllo del territorio. Perché poi la gente da tutti i lati mi spinge, sì, ma perché non fai questo, perché non fai quest'altro? Le risorse sono quelle ed è inutile che mi dite, sei diventato sindaco, le devi trovare tu. Non voglio più parlare di bacchetta magica, basta, ho abusato su questa espressione, però nello stesso tempo io ho bisogno che ci si metta nelle condizioni, colmando quei divari strutturali che derivano da tanto tempo, perché non mi permetterei mai di dare la colpa al mio governo, lo definisco il mio governo in tutti i sensi, ma dobbiamo trovare delle soluzioni perché la coperta è corta anche per Roma e bisogna essere quanto più proattivi per dare efficienza. Ecco, per dirle che in effetti poi il cittadino vuole capire cosa gli succede domani, no? Se può preparare la cena, se può fare la spesa e metterla in frigo, perché qualcuno ci scrive: sto assistendo all'incontro con il sindaco di Catania, il quale ha detto che l'Enel direttamente in qualche modo dà delle risposte ai cittadini, darà delle risposte ai cittadini, lo farà attraverso i sistemi che lei ha detto, ma non è più facile che queste risposte il sindaco le prende dall'Enel e poi ce le viene a raccontare in televisione, nel senso che alla fine per noi cittadini diventa difficile. È giusto, ma infatti l'ho detto in premessa, forse magari questo telespettatore non era collegato, ho raccontato lo stato dell'arte a ora, nel senso che ho parlato con uno dei tecnici Enel che è in contatto con il comune di Catania e mi ha rappresentato proprio questa situazione per cui sono 3.000 gli utenti ancora che patiscono il disservizio che dovrebbe essere, lo ripeto ancora una volta, colmato entro la tarda serata di oggi. Quindi questo è quello che mi dicono. Naturalmente se poi ci sono dei casi singoli possono sempre fare riferimento al comune di Catania, nel senso che noi comunque stiamo facendo da cuscinetto, stiamo facendo da materasso rispetto alle tante proteste, ma non semplicemente come muro del pianto, ma per dare risposte. E allora saremo noi eventualmente a sollecitare, visto che dicono che non risponde, forse non ha la forza di personale per rispondere, saremo noi a sollecitare le singole situazioni di disagio. Allora, ci stanno seguendo in tanti, Sindaco, quindi il messaggio penso sia arrivato. Per quanto riguarda la situazione del momento, la pazienza diciamo dovrebbe durare ancora per poche ore, nel senso che probabilmente nella serata di oggi la situazione si dovrebbe risolvere. Guardi, io non voglio essere ottimista, ma avevano detto all'1:30, ma hanno detto è possibile entro 3 ore. Io mi sto volendo essere prudente. Ma però... noi, come lei ci conosce, sa bene che noi documenteremo questa cosa, anche noi, cercheremo di capire la situazione perché ci scrivono i nostri telespettatori ed è assolutamente un filo che non vogliamo perdere. Detto ciò, chiudiamo con le parole, quelle che hanno un peso e che non sono soltanto le parole dette per conforto, ma che in quanto pronunciate da un capo dello Stato hanno certamente un valore assoluto. Lei ha ricevuto la telefonata del capo dello Stato che sicuramente vuol dire poi tanto. Ce lo vuole raccontare un attimo? Sì, ieri mattina, credo intorno alle 10:30, oramai ho perso la cognizione del tempo, visto che non si dorme più. Verso le 10:30 ricevo una telefonata, nel gabinetto del Quirinale, le passo il Presidente. Ha telefonato più in attesa, non avrei mai pensato, e il Presidente Mattarella, ma devo dire con molto trasporto emotivo, quindi non è stata una telefonata di prammatica, una telefonata di circostanza, ha desiderato manifestare
la sua vicinanza alla nostra città, dicendo anche che non è stato semplicemente un momento di manifestazione d'affetto, dicendo anche che si sarebbe mosso pure lui con il governo affinché ci fossero dei concreti segnali a favore della comunità catanese. E quindi questo insomma ci fa capire che questi segnali arriveranno, perché Mattarella ovviamente è una figura di grandissima influenza e di grande credibilità in tutto il paese. Naturalmente stessa vicinanza è stata data, ma credo che fosse pronastica anche dalla Premier Meloni. Va bene. Allora, Sindaco, grazie per questa sua presenza. Noi, lei lo sa, il nostro studio è aperto e disponibile per la comunicazione anche di un successivo step, magari a cose a bocce ferme, mettiamola così, anche se poi c'è sempre ancora l'aeroporto che è un punto di domanda, insomma ancora abbiamo tante cose da risolvere, però ai cittadini, ecco, abbiate pazienza ancora per un po', la situazione al momento dovrebbe risolversi, almeno speriamo che possa servire comunque a qualcosa. Ho qualche secondo? Certo. Io ricordo che a Catania noi vantiamo l'unico arco di trionfo che celebra una vittoria non per un evento bellico, non per una guerra, ma per una vittoria sulle calamità naturali. La nostra porta Ferdinandea, la nostra porta Garibaldi col Melior de Cinere Surgo è una dimostrazione della vittoria della città rispetto all'eruzione dell'Etna di 100 anni prima, perché è del 1769 l'erezione di questa porta. Ecco, Catania è molto più forte, i cittadini sono provati per quello che stanno dovendo soffrire, però se noi abbiamo resistito a terremoti, abbiamo resistito a eruzioni, certamente non sarà la disattivazione della corrente elettrica per qualche giorno che ci potrà sfiancare più di tanto. Chiedo solo di essere un più forti, sapendo però tutti quanti voi che noi siamo assieme alla cittadinanza catanese, che noi patiamo gli stessi disagi, gli stessi problemi e che tutti insieme dobbiamo cercare di far venire fuori questo senso della comunità che ci potrà essere utile poi per la soluzione degli ulteriori problemi. Grazie al Sindaco Enrico Trantino, buon lavoro naturalmente a lei e a tutta l'amministrazione comunale. Sicilia 24 Focus termina qui, ma naturalmente il nostro programma tornerà domani come sempre dopo il telegiornale. Grazie per l'attenzione.